Buonasera, buonasera. Nel nostro mestiere si usa definire un inviato al fronte come un embedded, termine inglese che significa incastonato. E infatti quando si è in prima linea, più che al seguito di un esercito, ci si ritrova quasi a farne parte. E non è una novità se pensiamo a un antico cronista, il primo Tucidide, che descrisse la guerra tra Atene e Sparta avendovi partecipato. Oggi è certamente questa la condizione dei giornalisti e dei tecnici di Media Nord-Est in questa guerra cruenta al coronavirus. Da 2 mesi siamo nuovamente al fronte con una grande mobilitazione di uomini e di mezzi. Lo siamo già stati negli anni scorsi a causa, come ricorderete, delle alluvioni, delle trombe d'aria, degli uragani e delle acque alte che hanno devastato in questi ultimi anni il Veneto. Ma in quelle circostanze si trattava di fulminei bombardamenti chirurgici della natura che provocavano danni ingenti in aree ristrette, colpendo solo una parte della popolazione. Vi avevamo mostrato case sepolte dal fango, gente con l'acqua alla cintola, tetti scoperchiati, milioni di alberi abbattuti. Questa pandemia invece non risparmia nessuno ed è un nemico invisibile che non possiamo mostrare in diretta mentre continua a mietere vittime, anche se adesso i dati stanno migliorando, e a seminare il panico non solo tra Verona e Trieste, non solo a nord-est, ma in tutto il mondo. Anche noi che siamo sempre sulla notizia, a stretto contatto con chi vive in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, siamo costretti a mantenere le distanze e non possiamo nemmeno esprimere come altre volte umana solidarietà con un sorriso o con una pacca sulle spalle alle vittime del virus e a chi ha paura di rimanerne contagiato. Abbiamo microfoni allungati e le mascherine che ci rendono inespressivi e apparentemente lontani. Mostriamo gli occhi della gente con gli occhi delle telecamere, ma con gli occhi e le parole dei nostri inviati di fronte ai Covid Center, alle case di cura e altrove e di tutto il personale di Media Nord-Est diamo con spirito di servizio risposte, assistenza e per quanto c'è possibile in queste circostanze conforto. Io credo sia stata anche questa sensibilità e questa nostra sincera e rinnovata partecipazione al dramma di milioni di cittadini a consentirci di diventare oggi il primo gruppo televisivo locale in Italia. Non bastano ore di diretta, interviste esclusive, la credibilità di un'informazione capillare e fondata sulle fonti ufficiali nel momento in cui fioccano le fake news provocando danni incalcolabili. Non basta dare notizie, non basta una fredda professionalità. Servono il cuore e l'anima in questo mestiere. Noi ne facciamo largo uso e il nostro grande pubblico lo sa e ci premia seguendoci giorno e notte su Rete Veneta, Antenna 3, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste. Voglio citare quanto ci ha detto ieri l'ingegner Filippo Yiannakopoulos, che guida il nostro gruppo e lo ha portato in pochi anni a questo eccezionale primato. Il nostro, ha detto, è sicuramente un sacrificio collettivo che va al di là delle dinamiche aziendali. Non abbiamo guardato ai disagi personali, alla fatica, al bilancio, ai profitti. In questo periodo, continua Filippo Yiannakopoulos, abbiamo messo tutti al centro del nostro operato i nostri telespettatori. È per loro che il nostro lavoro ha acquisito un senso profondo in questo periodo buio. Il nostro lavoro è diventato vicinanza, ascolto, condivisione, ha salvato vite. Mai come in questo periodo, ha concluso Filippo Yiannakopoulos, siamo stati e siamo servizio pubblico. Mi pare che non servano altre parole da aggiungere. Grazie, davvero grazie a tutti e buona Pasqua da parte di tutti noi di Media Nord-Est.